Nel tram di Posillipo al tempo dell'estate un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, miete rinde a fora, quando alla via Partenope saiette la signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza inandrangheta s'accomoda la signora. E allora dietro l'angolo mi strinse ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai verendo, tanto una coscia fuori, come sospirai Cesare per coscere la signora. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai i bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuoi io posso. Oh, grazie. E s'ammucca la signora. E allora poi adunandomi, cadendo tram uè, la gente ci guardava, ma dissi: signor, scende. E mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora. E a Frisio ce li jettemi, i solo la signora. E allora come al solito, ma cominciai a lanciare. Ma lei con fare ingenuo disse: occhio non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito, necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiaimo 200 lire e più. Tornando immaginativa, e stavo con l'occhio a fuori, quando all'Hotel Vesuvio scendette la signora. E allora, qua viene il graziosissimo, Cayenne per trasì, a tutti presentavami: mi presento mio marito. Ma io pigliate proprio per un cafone fuori, e ghettami in da camera, e s'assottai a signora. E allora proprio quando stavo per abbracciare, vicino alla porta tuccato, son dette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora. Un cameriere in smoking, con la signora. E allora ci guardaimo curioso tutte e tre. Lei prese il conto e pagalo, 2083. Una pensata di spirito, dissi: ma non è ora. E un cameriere pratico: pardon, signora. E allora lei fa: sei stupido? Qua stupido, madame. 100 lirette di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante camere. E questo è che buon'ora. Cacevo banche Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manca una iena, pigliai un capiello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora taxi, chauffeur, pensione Flora, e ghetta a trova Amelia che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che via vecchia Panova non sa da mai cagnà.